Dal concerto dei Subsonica, evento clou della manifestazione, a quello degli After Hours, dal 6 al 9 settembre torna in zona dogana a Treviso l'Home Festival, la più grande kermesse musicale gratuita d'Italia che nelle 4 serate dovrebbe portare nel capoluogo della Marca almeno 50.000 persone, 60 concerti su 5 palchi sui quali si alterneranno le band più note nel panorama musicale non solo nazionale, ma se il festival cresce, raggiunge sempre più le dimensioni di note manifestazioni internazionali, resta forte, anzi viene intensificato il legame con il territorio. Trevigiane e venete, tutte le aziende che lavorano all'evento, come tutta locale è la giornata di apertura del festival, interamente dedicata a concerti di band venete, dai Rumatera, Sir Oliver Scardi, dai Los Massadores a Radio Fiera. È la prima volta che si riesce a mettere tutte quante insieme e tutte in un'unica giornata. Siamo riusciti a creare un disco, una compilation fatta di queste band che stiamo regalando, proprio per far capire a tutte le persone che esiste una realtà musicale molto forte, molto viva e molto entusiasmante qua, diciamo, a Treviso e in Veneto in genere. Oltre 200 i volontari che per mesi hanno lavorato all'organizzazione del festival, supportati dall'amministrazione comunale impegnata nel sereno svolgimento della manifestazione. La polizia locale ha seguito tutto l'iter di organizzazione, prevedendo spazi di sicurezza, prevedendo chiusura delle strade, adeguati parcheggi. Naturalmente c'è un servizio d'ordine anche dell'organizzazione stessa e quest'anno c'è anche la protezione civile. Nei 250.000 metri quadrati della dogana a San Giuseppe troveranno spazio anche un ristorante a chilometri zero, un'area per i bambini e stand di associazioni, perché il festival mira sempre più a diventare un evento che coinvolge il pubblico con la musica, ma non solo, dal pomeriggio a notte inoltrata.